Sbarchi continui, il governatore della Sicilia chiede altre navi per la quarantena, il viceministro Cancelleri scambia la Moby Zazza per nave turistica. Commemorazione dell'archeologo e capitano che ha finanziato importanti opere a tutela della Valle dei Templi. La collina del caos sta venendo giù per colpa del mare e del dissesto idrogeologico. Akragas Sona Giordano, il nuovo vicepresidente della squadra, ieri è stata presentata alla stampa. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura un'ampia pagina dedicata all'immigrazione, si susseguono uno dopo l'altro, sbarco dopo sbarco, continui arrivi di immigrati. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, chiede nuove navi per la quarantena. Il servizio di apertura è di Lello Casesa. Sono oltre 200 i migranti, quasi tutti tunisini, giunti in queste ore con diverse imbarcazioni nell'isola di Lampedusa. Sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola per essere successivamente portati altrove. Una situazione alquanto difficile anche e soprattutto causa Covid, che rischia di far esplodere tensioni e preoccupazioni tra la comunità lampedusana. Intanto la ONG Mare Ionio, salpata ieri dal porto di Pozzallo, si sta dirigendo nel Mediterraneo centrale per concludere la sua 8ª missione dopo il soccorso delle 67 persone lasciate in mare. Ad intervenire sul delicato tema dell'immigrazione è stato il presidente Musumeci, che in una nota stampa dichiara: malgrado i continui arrivi in Sicilia, il governo nazionale si ostina a non dotarsi di ulteriori navi, come da noi richiesto, per ospitare i migranti per la quarantena obbligatoria. Emerge chiaramente che la volontà di Roma è quella di destinare centinaia di queste persone nei malsani ed insicuri hotspot dell'isola, con il serissimo rischio di contagiare tutti gli altri. Se così fosse, aggiunge ancora Musumeci, sarebbe un intollerabile atto di cinismo da parte del governo nazionale, destinato a compromettere la ripresa dell'attività turistica nell'isola pur di risparmiare sul costo della locazione delle navi. Rivolgo un accorato appello al Presidente del Consiglio e all'intera deputazione siciliana per scongiurare una batosta economica che sarebbe peggiore di quella determinata dall'epidemia, conclude il governatore Musumeci. E dopo il caso dei 28 migranti risultati positivi al coronavirus, cresce l'apprensione. Eugenio Cairone. Chi proviene da un altro continente potrebbe rappresentare un pericolo per i siciliani. Lo ha detto al quotidiano La Sicilia Carmelo Iacobello, primario del reparto di malattie infettive del Cannizzaro di Catania. Il medico si riferisce agli immigrati positivi al Covid, per i quali bisogna prestare la massima attenzione per evitare seri rischi alla popolazione. E allora nasce spontanea la domanda: il governo regionale si sta muovendo nella giusta direzione? Il presidente Musumeci ha intenzione di usare il pugno duro e agire di conseguenza? La maggior parte dei cittadini intanto si dice sconcertata dalla richiesta proprio di Musumeci di richiedere nuove navi per la quarantena dei migranti. La gente piuttosto si aspetta dal governo regionale una netta presa di posizione contro gli sbarchi, usando tutte le azioni possibili per contribuire alla prevenzione della odiosa tratta di esseri umani. Ecco allora che non servono navi, ma l'impegno dei governi sia regionale che nazionale per rispondere all'emergenza. Al governo centrale bisogna chiedere di affrontare la questione con la dovuta energia e serietà per scongiurare i rischi temuti. L'appello che va rivolto ai parlamentari eletti in Sicilia e in provincia di Agrigento in particolare deve essere quello di destinare all'isola tutta l'attenzione che serve in questo momento. È chiaro che non sarà certo la presenza di altre navi a far dormire sonni tranquilli alla popolazione siciliana. L'augurio è che tanto a Palermo che a Roma lo abbiano già compreso. Il vice ministro Giancarlo Cancelleri scambia la nave per la quarantena dei migranti per imbarcazione turistica. Ancora Eugenio Cairone.
Il vice ministro Cancelleri se l'è proprio cercata con la sua gaffe che ha scatenato la satira, soprattutto quella agrigentina, satira sempre divertente, puntuale, simpatica e pungente. Una satira che mette a nudo situazioni che suscitano ilarità, smascherando e mascherando i politici, come nel caso del vice ministro che forse adesso avrà capito che quella nave a Bellavista è un contenitore di persone infette, un contenitore pronto ad esplodere, non una nave da crociera. Per il quotidiano romano Il Tempo, il grillino Cancelleri porterebbe addirittura sfortuna, perché, scrive il giornale di Roma, la nave dei suoi turisti è una bomba coronavirus. L'infelice gaffe del vice ministro è stata rilanciata finendo sulla stampa nazionale e scatenando, come dicevamo, la satira. Per dirla come Giorgia Meloni, la gaffe del rappresentante del governo ci fa capire in che mani siamo finiti. Purtroppo per noi abitanti dell'isola, che si vuole proteggere solo a parole, ma che ci lascia in balia dello sconforto e della paura. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare, sento che sto lasciandomi andare. Scuole, imprese e operatori economici, il governo Musumeci riprogramma le risorse del FESR e del POC per dare attuazione alle norme di sostegno post-Covid contenute nella legge finanziaria regionale. I dettagli nel servizio. Riprogrammazione delle risorse del FESR e del POC, piano operativo complementare, approvata oggi dal governo Musumeci per dare attuazione alle norme di sostegno post-Covid contenute nella legge finanziaria regionale. Nello specifico si tratta della prima parte che riguarda scuola, imprese e operatori economici, 400 milioni di euro che si aggiungono agli altri 100 milioni già messi in campo per l'assistenza alimentare alle famiglie più disagiate. Naturalmente in molti sperano che questi interventi corrano celermente e che non rimangano solo sulla carta. La crisi da coronavirus si è fatta sentire e si fa sentire. Molti dicono che si sentirà anche nei prossimi anni. Quindi si guarda all'iter del documento del governo, che adesso andrà all'ARS, all'Assemblea regionale siciliana, per parere delle commissioni dell'Unione Europea e bilancio, per poi essere inviato a Roma e Bruxelles. È un primo passo, evidenzia il Presidente della Regione Nello Musumeci, nello schema di accordo con lo Stato, condiviso con il Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero per il Sud. Contestualmente, la Giunta ha proceduto alla nomina del nuovo dirigente generale del Dipartimento regionale della programmazione, a seguito di un interpello esterno. Si tratta di Federico Lasco, attualmente dirigente a Roma dell'Agenzia per la coesione territoriale, con un'esperienza pluriennale nel campo della programmazione comunitaria. Nella cittadella sanitaria dell'ASP 1 di Agrigento si è svolta la commemorazione dell'archeologo e capitano Alexander Ercastel, mecenate che finanziò a proprie spese importanti opere per tutelare la meravigliosa Valle dei Templi, oggi patrimonio dell'umanità riconosciuta dall'UNESCO. Il nostro direttore Arturo Cantella. Cerimonia oggi presso l'ASP di Agrigento al Viale della Vittoria per ricordare il capitano inglese che tanto ha fatto per la nostra città, Alexander Hardcastle. Una targa di marmo commemorativa è stata posta all'ingresso degli uffici a cura del CEPASA di Agrigento dalla delegazione ANIOC di Favara, presente anche l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo che la pose. All'evento anche tante le autorità che hanno voluto presenziare, con diversi momenti di intrattenimento, la recita di pezzi del libro scritto da Paolo Cilona, che da sempre ha avuto una particolare attenzione al grande archeologo londinese che morì proprio oggi, povero, presso l'ospedale psichiatrico di Agrigento. Questo quanto scritto nella lapide: in questo luogo un tempio di sofferenza mentale e fisica, di corpi sventurati e anime tormentate, fossi magnanimo per vivere e stoico per morire. Oggi ricorderemo purtroppo l'anniversario della dipartita del grande e famoso Sir capitano Alexander Hardcastle,
che proprio il 26 di giugno ci lasciava dopo aver speso tutte le sue sostanze a favore di Agrigento. Per ricordare un grande personaggio che diede tanto alla nostra città e quindi è giusto che gli agrigentini lo ricordino con affetto, perché il capitano inglese diede tanto del suo denaro e soprattutto diede tanto sul piano archeologico a partire dal Tempio di Ercole. Quindi questa manifestazione è per ricordare che proprio 87 anni fa moriva all'ospedale psichiatrico di Agrigento il capitano inglese. E noi lo ricordiamo perché è giusto ricordare. Perché avete scelto l'Aspe allora? Sì, perché proprio qui lui morì in ospedale povero, dopo aver dato tanto alla nostra città e soprattutto alla Valle dei Templi. Io interpreto Vesta, la greca Istia, e farò un omaggio appunto ad Hardcastle, quel grande mecenato che rese appunto la Valle dei Templi splendida. Sono Viviana Caparelli, sono una giovane archeologa e quindi era importante esserci oggi. Ringrazio anche il dottor Cilona per questa bellissima iniziativa e ad Maiora sempre. Sì, oggi questo mi sembra uno dei momenti più belli, pensando agli stranieri che amano questa terra, che hanno amato questa città, che hanno dato lustro, quindi è bellissimo questo momento commemorativo. L'Anioc presente sempre. L'Anioc non poteva esimersi dall'essere presente perché rappresentare e patrocinare un'iniziativa del genere è doverosa. Hardcastle è stato un commendatore del Regno d'Italia ed è molta acqua passata sotto i ponti, ma siccome ciò che è l'essere non equivale all'apparire, l'essere di Hardcastle oggi è più che mai presente e l'Anioc, la delegazione di Favara di cui mi onoro di rappresentare, oggi ha voluto fortemente essere presente. Un personaggio famoso per Agrigento, quando il professore Cilona mi ha proposto di patrocinare, visto che la targa è stata messa all'interno di una struttura dell'Aspe di Agrigento, questa iniziativa, sono stato ben felice di accoglierla perché ho intuito che si tratta di un personaggio importante per Agrigento ed era giusto ricordarlo e commemorarlo con questa iniziativa. La collina del caos sta venendo giù per colpa dell'azione combinata del mare che erode la base e per colpa dell'evidente dissesto idrogeologico a monte. Lo denuncia l'associazione ambientalista Mare Amico. Vediamo. La collina del caos ad Agrigento sta venendo giù per colpa dell'azione combinata del mare che erode la base e per colpa dell'evidente dissesto idrogeologico a monte. Lo denuncia l'associazione ambientalista Mare Amico. Nella zona del caos si trova la casa natale di Luigi Pirandello trasformata in un museo. Facendo un sopralluogo, spiega Claudio Lombardo dell'associazione Mare Amico, abbiamo notato una vistosa fuoriuscita di liquami da un canale di drenaggio che oltre ad essere causa di crolli arriva nel mare inquinandolo. Sono già partite le indagini per scoprire la provenienza di queste acque. Sulla vicenda interviene il geologo Giovanni Noto. Abbiamo l'azione combinata di due forze prevalenti, spiega il professionista. La prima è il mare che con forte moto ondoso erode il piede del versante e fa franare la falesia. Dall'altra parte abbiamo in maniera più blanda l'azione erosiva provocata dalle acque meteoriche lungo le incisioni che arrivano poi a mare. Nell'area del caos il versante prospiciente alla spiaggia è costituito da argille sormontate da sedimenti sabbiosi di terrazzo marino. Questi depositi sono sensibili all'azione erosiva delle acque meteoriche. La falesia che si affaccia lungo la spiaggia del caos è soggetta a continue frane a causa dell'azione del moto ondoso. Infatti l'incessante azione provocata dalle onde a piede del versante causa alla base dello stesso un'azione erosiva che provoca il crollo dei sedimenti sovrastanti. Pian piano così il versante va arretrando verso l'entroterra. Contemporaneamente, aggiunge il geologo Noto, le acque meteoriche infiltrate nei sedimenti sabbiosi vengono incanalate lungo incisioni trasversali al versante stesso in direzione Porto Empedocle. Si verifica un'amplificazione del fenomeno erosivo descritto. Infatti, lungo l'incisione che attraversa il versante in quel punto, la rottura di una condotta di acqua provoca un continuo dilagamento dei sedimenti.
accelerando il fenomeno erosivo e quindi l'arretramento del versante. Se a questo aggiungiamo pure il contributo di acque nere, a quanto pare scoperte recentemente, oltre al fenomeno puramente erosivo aggiungiamo anche un importante fattore legato all'inquinamento ambientale. Questo fattore di amplificazione locale con la rottura del tubo dell'acqua ha accelerato il fenomeno e tutto questo si può eventualmente inquadrare in una scarsa, se non addirittura nulla, conclude l'esperto geologo, azione di tutela del territorio, perché sicuramente il tubo dell'acqua è da lunghi periodi che esercita la sua azione erosiva ed ha portato in questo momento ad un'emergenza, tutto sommato perché la frana sta lambendo la sede stradale, mentre in un'ottica più generale andrebbe realizzato un sistema di difesa costiera per cercare di ridurre l'azione erosiva e di conseguenza l'arretramento delle falesie verso l'entroterra. Adesso la parola passa al Comune e al Demanio Marittimo per competenza, in modo da trovare soluzioni adeguate e adatte a limitare il fenomeno erosivo. Fratelli d'Italia è pronto a esprimere un proprio candidato a sindaco per la città di Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni ormai da diversi mesi vola a vele spiegate verso un consenso che aumenta giorno dopo giorno e che potrebbe anche ridimensionare il peso politico della Lega di Salvini, superando ormai abbondantemente il partito di Berlusconi Forza Italia, attestandosi a una percentuale ormai fissa sulle 2 cifre. Questo maggiore peso politico potrebbe essere decisivo anche verso la scelta dei prossimi candidati nei maggiori capoluoghi cittadini e nel caso di Agrigento potrebbe anche esprimere un suo proprio nome, anche in linea con quanto già espresso qualche mese fa dal tavolo del centrodestra siciliano di accentrare in capo alle segreterie regionali dei partiti le scelte delle candidature a sindaco nelle maggiori città siciliane, tra cui Agrigento. In merito abbiamo sentito il parere di Paolo Antinoro, esponente di spicco dei Fratelli d'Italia in città. A livello nazionale Fratelli d'Italia oggi è il terzo partito, ha raggiunto il 16%, questo perché la nostra leader Giorgia Meloni in questi anni ha dimostrato coerenza, coraggio e ha instaurato con i cittadini un rapporto di immensa fiducia. Noi alla luce di questo meraviglioso risultato e di questo momento di grande ascesa di Fratelli d'Italia siamo pronti ad impegnarci al meglio per le amministrative 2020 e a dare il nostro contributo. Attendiamo al momento direttive da parte del tavolo nazionale e regionale in un'ottica di centrodestra unito, ove ci venisse chiesto siamo pronti a esprimere un nostro candidato. Abbiamo una classe dirigente che in questi anni si è formata, una classe dirigente che ha lavorato e ha instaurato proprio quel rapporto di immensa fiducia con i cittadini e adesso siamo pronti a dare il nostro vero contributo. Si può tramutare un nuovo nome qui su Agrigento in un'ipotesi regionale? Beh, ripeto, ove ci venisse richiesto, sempre in un'ottica di centrodestra unito, questo sia chiaro, e il tavolo regionale o nazionale dovesse chiedercelo, sì, perché no? Potremmo esprimere un nostro candidato che sia di Fratelli d'Italia e che appartenga alla nostra storia. È diverso sì da Zambuto. Zambuto è un caro amico, è chiaro che non è di Fratelli d'Italia, poi si vedrà quelli che saranno gli accordi sempre a livello nazionale e regionale, ripeto. Scoppia un nuovo scandalo per gli appalti stradali siciliani, ma stavolta nel mirino non c'è l'ANAS ma il CAS, il Consorzio delle Autostrade Siciliane, appalti truccati, corruzione e turbativa d'asta. Vediamo. La DIA di Messina ha eseguito arresti e misure interdittive su ordine della DDA Peloritana nei confronti di 2 funzionari del Consorzio Autostrade Siciliane e di un imprenditore per corruzione e turbativa d'asta. Dall'indagine, battezzata Fuori dal tunnel, sono emersi presunti casi di corruzione, falsità ideologiche, turbativa d'asta, truffe ed altri reati. L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, diretta dal procuratore Maurizio De Lucia e condotta dalla DIA Peloritana con riguardo a importanti
appalti attinenti alla sicurezza della rete viaria di competenze del Consorzio per le autostrade siciliane. L'attività investigativa si è conclusa questa mattina con l'esecuzione da parte del personale della sezione peloritana della DIA, con la collaborazione del centro operativo di Milano, di 3 misure cautelari personali nei confronti di 2 funzionari dell'ente e di un imprenditore milanese. Si tratta dell'ingegnere Angelo Puccia, 60enne, funzionario del Consorzio Autostrade Siciliane, gravato dalla misura degli arresti domiciliari, in atto anche consigliere comunale di Castelbuono; dell'ingegnere Alfonso Edoardo Schepisi, 68enne, anch'egli funzionario del CAS e destinatario della sospensione dai pubblici uffici; e infine l'imprenditore milanese Fabrizio Notari, 62enne, rappresentante legale della Notari Luigi SPA, gravato da divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione. I 3 sono stati ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico in concorso, turbativa d'asta, tentata truffa aggravata in concorso, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, unitamente ad altri 5 imprenditori indagati. A finire sotto la lente di ingrandimento dei magistrati e degli investigatori sono stati alcuni dei principali appalti per i lavori effettuati negli ultimi anni lungo il tratto autostradale di competenza del CAS, la 20 Messina-Palermo e la 18 Messina-Catania, asse viario che, come ha fatto rilevare il GIP nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, è già drammaticamente e notoriamente afflitto da gravi carenze strutturali e lungo il quale frequenti sono stati gli incidenti, anche mortali. Emblematico il caso degli appalti per i lavori di messa in sicurezza delle gallerie Tindari e Capodorlando, ubicate lungo la tratta autostradale A20 Messina-Palermo. Si tratta di lavori dall'importo complessivo a base d'asta di circa 25 milioni di euro, aggiudicati nel 2015 all'ATI Luigi Notari SPA, Costruzioni Bruno Teodoro SPA. Secondo l'accusa, irregolarità emergono anche con riguardo alla realizzazione di un importante sistema di sicurezza delle gallerie, ritenuto dalla normativa vigente indispensabile per garantire l'incolumità degli utenti. Sono state rilevate dagli investigatori anche presunte condotte delittuose nel corso dei lavori finalizzati alla riapertura della galleria Sant'Alessio, sita lungo l'autostrada A18 Messina-Catania. 38 milioni di euro per collegare Santo Stefano di Camastra a Gela. I dettagli nel servizio. Dopo una lunga attesa è stata finalmente aperta al traffico un tratto della nuova strada nord-sud. Il nuovo lotto, denominato B4B, ricade sull'importante arteria che collega Santo Stefano di Camastra con Gela. Il nuovo tratto di strada, di estensione pari a 6,7 km, attraversa i territori comunali di Nicosia e Cerami, in provincia di Enna, e si sviluppa nella parte più interna dell'area della catena settentrionale dei Monti Nebrodi, nel versante che dal valico Colle del Contrasto scende verso Nicosia. L'opera si inserisce in un più ampio itinerario che congiunge la costa settentrionale e quella meridionale della Sicilia, agevolando i collegamenti a vantaggio della collettività. La nuova opera, ha dichiarato l'amministratore delegato di ANAS Massimo Simonini, apporterà importanti benefici per gli utenti, tra i quali l'incremento degli standard di sicurezza e del comfort di marcia. Lungo il nuovo tratto di strada, che ha previsto un investimento complessivo pari a 83 milioni di euro, è stata adeguata la sezione stradale che precedentemente presentava una larghezza di 6,5 metri all'ampiezza di 9,5 metri, come previsto dalle attuali norme per le strade di categoria C2. È stato migliorato inoltre l'andamento plano altimetrico del tracciato, realizzato in variante per la quasi totalità dell'estensione, con l'eliminazione delle curve a raggio ridotto e dei tornanti che caratterizzavano la sede stradale storica. L'incremento della sicurezza è stato reso possibile anche grazie alla razionalizzazione degli accessi alle proprietà e ai fondi privati, oltre che mediante l'installazione di barriere di sicurezza conformi alle normative vigenti. L'opera ha previsto numerosi interventi di mitigazione ambientale, poiché il tracciato attraverso una riserva naturale. Le principali opere realizzate sono la galleria Portella San Martino di 385 metri e Coniglio di 988 metri e un viadotto denominato Malgurno. La galleria Coniglio, come in realtà l'intero tracciato, è stata realizzata in un territorio dal difficile contesto geomorfologico che ha reso necessaria la realizzazione di consistenti opere di sostegno dei pendii attraversati. Tale contesto è stata la principale causa del protrarsi dei tempi nel completamento dell'opera rispetto alle previsioni iniziali, dovendo far fronte a numerose imprevisti e criticità durante l'esecuzione delle opere.
Niente più bagagli a mano sugli aerei, scopriamo perché nel servizio. Addio al bagaglio a mano nelle cappelliere degli aerei. Si tratta di una delle principali misure da adottare per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 durante i voli. Lo scorso 18 giugno l'ENAC ha comunicato l'avviamento di istruttorie per sanzioni alle compagnie aeree per il mancato rispetto del regolamento comunitario di tutela dei passeggeri. Nelle scorse ore l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha annunciato le nuove regole sui voli per motivi sanitari. Niente più bagagli ingombranti, trolley o zaini nelle cappelliere degli aerei. Sarà possibile portare con sé soltanto piccole borse che verranno poi riposte sotto i sedili. Tale divieto, in vigore dal 26 giugno in tutti i voli nazionali e internazionali in partenza o in arrivo in Italia, impedirà ai passeggeri di poter portare a bordo del velivolo il proprio bagaglio a mano. Saranno permesse solo piccole borse o zaini delle dimensioni adatte ad essere riposti sotto i sedili di ogni passeggero. Di seguito la misura prevista dal DPCM dell'11 giugno per quanto concerne il bagaglio a mano. Ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, pertanto raccomanda ai passeggeri, qualora disponessero non solo del bagaglio da stiva, ma anche del bagaglio a mano, oppure viaggiassero solo con il suddetto trolley, di imbarcare quest'ultimo in stiva. Se decidete di volare, ricordate quindi che ai passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato e per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l'utilizzo delle cappelliere. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Arrestato dai carabinieri un operaio di Licata che arrotondava allo stipendio con lo spaccio di droga. I dettagli nel servizio. I carabinieri della sezione operativa di Licata hanno arrestato un licatese di 35 anni sorpreso a spacciare marijuana ad un coetaneo nel centro storico della città. Nel centro di Licata, infatti, una pattuglia della sezione operativa, ben mimetizzata tra i passanti e i giovani che in questi giorni tornano a godersi le belle giornate di sole all'aria aperta, ha notato due uomini in posizione defilata che si stavano scambiando qualcosa. I militari hanno deciso di avvicinarsi con circospezione e poco dopo sono riusciti a bloccare uno dei due che stava provando a disfarsi di un piccolo involucro contenente marijuana, dopo che evidentemente era fallito il tentativo di venderla all'acquirente messo in fuga dall'arrivo dei militari. I carabinieri hanno quindi deciso di proseguire la loro ricerca e si sono spostati a casa dell'uomo, un imbianchino licatese di 35 anni. La ricerca è stata decisamente fruttuosa. Dal pensile della cucina, nascosti tra i generi alimentari, sono saltati fuori altri 135 grammi di marijuana. I carabinieri hanno così arrestato il pusher con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. La droga, che avrebbe fruttato all'operaio più di 500 euro, sarà adesso analizzata e poi distrutta. Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti è stata nominata presidente Jessica Vanessa Lo Giudice, espressione del comune di Palma di Montechiaro. Vediamo. Ecco, tra le novità parliamo del Consorzio Tre Sorgenti, Sindaco. Il Consorzio Tre Sorgenti finalmente ha completato il proprio organo di governo, che è il CDA, con l'elezione del nuovo presidente. Il nuovo presidente è la dottoressa Jessica Vanessa Lo Giudice, è espressione del comune di Palma di Montechiaro e per questo ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi sindaci. Il presidente è stato eletto con l'unanimità dei presenti, era assente solo il comune di Campobello e pertanto ringrazio veramente di cuore tutti i colleghi sindaci che per la prima volta nella storia hanno riconosciuto la presidenza al comune di Palma di Montechiaro. Si tratta peraltro del primo presidente donna dopo oltre un secolo di esistenza del consorzio. Nel rispetto della norma e di tutta la normativa esistente, la battaglia per l'acqua pubblica va comunque avanti e guardiamo sia alla 147, questo come comune di Palma di Montechiaro, ma anche al nuovo consorzio provinciale che sta per nascere, all'interno del quale siamo convinti che in ogni modo il consorzio Tre Sorgenti possa recitare una parte da leone. Ringrazio veramente di cuore ancora una volta i colleghi sindaci e auguro un grandissimo in bocca al lupo al nuovo presidente che a breve si insiederà dopo le procedure di rito, alla dottoressa Lo Giudice.
Ustica è la strage che da 40 anni pare voglia tenere in ostaggio la verità, eppure nonostante i depistaggi e i 4 decenni qualcosa pare sia cambiato. I dettagli nel servizio. Sono le 20:59 del 27 giugno 1980. La voce della torre di controllo di Ciampino si fa via via più concitata. Sul radar è sparito il segnale del DC-9 Italia, partito da Bologna con direzione Palermo. A bordo 77 passeggeri, tra cui 13 bambini e 4 membri dell'equipaggio. Se le cose, i fatti, i luoghi potessero aver parola, allora tutto sarebbe stato più semplice, probabilmente, fin troppo elementare. Non vi sarebbero stati muri di cemento da abbattere, né mezze verità da cucire insieme. Il giallo di Ustica e i 40 anni di misteri sulla strage riecheggiano ancora forti sulla coscienza dell'intera nazione, privi come sono di verità e certezze. 2 milioni di pagine di istruttoria, migliaia di testimoni, oltre 100 perizie, quasi un centinaio di rogatori internazionali. Quella di Ustica rimane tuttora una strage senza colpevoli. Eppure ancora oggi, vicinissimo ormai al giorno della ricorrenza, la polemica politica si infiamma tra chi sostiene la vecchia tesi dell'attentato terroristico e chi è convinto che il velivolo sarebbe finito in un vero e proprio teatro di guerra nei cieli del Mediterraneo. A fare da contorno alla tragedia poi l'immancabile storia, tutta italiana, di depistaggi e controinformazione che avrebbe impedito di fare chiarezza in anni di indagini e processi. A 4 decenni di distanza, l'ipotesi più gettonata resta comunque quella del fuoco amico, con i velivoli NATO forse convinti che a bordo del convoglio libico in volo sulla Calabria ci fosse anche il nemico numero 1 di allora, Muammar Gheddafi. Ma se dopo 40 anni quei fatti non sono ancora caduti nell'oblio, nel dimenticatoio, lo dobbiamo soprattutto alla tenacia di alcune donne. C'è Daria Bonfietti, che nei cieli di Ustica ha perso il fratello Alberto e guida l'associazione dei familiari delle vittime. C'è Clara Modesto, vigile del fuoco, che nel 2007 era l'unico membro femminile del team che organizzò il trasporto dei resti del DC-9 dall'aeroporto militare di Pratica di Mare fino a Bologna. Ad ogni modo il dossier sulla strage è sempre aperto, come dimostra la recentissima inchiesta della Procura di Roma, come apprendiamo dalle cronache, che pochi giorni fa ha portato all'acquisizione dell'audio contenuto nella scatola nera del DC-9. Si tratta della voce di uno dei piloti del velivolo Italia. Finora di quel brevissimo tratto di audio si conosceva solo la parte iniziale. Qua, dopo la ripulitura tecnica della traccia, sarebbe possibile sentire anche il seguito. Guarda cos'è, un'affermazione che sembra chiaramente indicare qualcosa nei pressi dell'aereo. 40 anni di menzogne, 40 anni di mancata verità, 40 anni di noi italiani essere stanchi di essere presi in giro. Certo, noi abbiamo fatto questa lunga battaglia, come lei sa, proprio per cercare di raggiungere la verità sulla strage di Ustica e quindi la giustizia. Devo dire che è stato molto faticoso, molto lungo, ma noi dal 1999, sempre troppo tardi perché erano passati già 19 anni, noi la verità l'abbiamo conquistata. Un giudice della Repubblica, Rosario Priore, come voi sapete, ha scritto nella sua sentenza ordinanza, e sto citando: il DC-9 è stato abbattuto, è stata interrotta la vita a 81 cittadini italiani e in questa operazione di polizia internazionale sono stati quindi violati i confini del nostro paese e i diritti. Nessuno ha dato la minima spiegazione. Questa è la verità. Mi piacerebbe che anche le vostre emittenti cominciassero a parlare di verità conquistata. Ce ne manca un pezzo, ma intanto perché non vogliamo dire anche che un bel pezzo di verità l'abbiamo conquistata? Non era scontata e non era facile. Ci avevano detto nell'immediatezza dell'evento cedimento strutturale. Ricordiamocelo sempre, così capiamo anche che la verità conquistata è importante, perché è proprio ben diversa da quello che ci avevano raccontato, e rivendichiamola sempre, sempre, sempre. Oggi, proprio perché sappiamo questa verità che ci ha consegnato il giudice Priore, voi sapete, in Sicilia tanti sono i parenti delle vittime che hanno adito le vie legali in sede civile per chiedere i risarcimenti al nostro Stato, ai ministeri dei trasporti e al Ministero della Giustizia,
perché se è vero come è vero che è stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, il Ministero dei Trasporti è colpevole, non ha controllato i cieli, non ha tutelato la vita dei cittadini italiani e quindi stanno pagando, chieda ai parenti delle vittime se li incontra in Palermo, stanno pagando, sono già sentenze, voglio dire, definitive, primo, secondo grado, così come stanno pagando il Ministero della Difesa, perché il giudice ha ben dimostrato che le bugie, i depistaggi, le distruzioni delle prove che gli impedivano di trovare quella verità che però lui è stato bravo e l'ha trovata, sono delle colpe e quindi il Ministero della Difesa sta pagando. Ditele queste cose, perché non è vero che non si sa se qualcuno dormiva, chiaro, manca solo, e finisco perché lo so che dopo lei me lo richiede e vuole che per me non sia importante, è importantissimo, mancano ancora gli autori di quel reato, di quell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Ecco, voi non arretrate ed è giusto, ma direi tutti noi non arretriamo di un passo dal sapere, dal conoscere gli autori. Certo, noi vogliamo ovviamente conoscere, così come abbiamo voluto sapere cos'era successo, anche gli autori e per questo anche quest'anno nel 40° anniversario diremo, domani ci sono le iniziative ufficiali pubbliche qui in Consiglio Comunale con la presenza anche del Presidente della Camera Fico, con le autorità politiche e militari, con i parenti che ci vorranno raggiungere e domani chiederemo per l'ennesima volta che l'attenzione della politica, del governo del mio paese, della diplomazia deve essere maggiore, devono chiedere con più forza, con più determinazione ai paesi amici ed alleati che erano presenti quella notte nei nostri cieli, americani, francesi, inglesi, belgi, c'erano anche i belgi, e forse libici, chiedere conto con più forza di quello che hanno voluto per 40 anni nascondere. Ci vuole un'azione politica forte. Dobbiamo andare a chiedere alla Francia, all'America e dobbiamo dire che ci devono rispondere. Ci devono rispondere. Come ci lasciamo? Le ricordo che noi siamo un'emittente a intera copertura siciliana. Come ci lasciamo con i nostri telespettatori regionali, signora Bonfietti? Salutandomi tutti i parenti delle vittime della vostra isola, so che quest'anno pochi ci raggiungeranno per le note vicende legate al Covid, ma ci sarà il rappresentante del comune di Bologna, l'assessore, e quindi insieme a lui ricorderemo anche le vittime della Sicilia. Me li saluti davvero a nome mio. Sonia Giordano è il nuovo vicepresidente dell'Acragas Calcio, è stata presentata alla stampa nel corso di un incontro ieri pomeriggio. Vediamo. L'Acragas, perché l'ho già detto più di qualche volta, è una squadra che mi sono appassionata attraverso Giovanni, nel senso che allora Giovanni è molto social, quindi io vedevo continuamente queste foto, queste manifestazioni su questa squadra. Chiedevo a lui mi parlava appunto di questa squadra, poi è arrivata la decisione di volermi, diceva lui prima, di voler dare il mio contributo, no? All'Acragas. Perché l'Acragas è Agrigento. Io credo che Agrigento sia una delle città più belle d'Italia, no? Ora veramente non capisco, come diceva Vanni, perché gli agrigentini non si legano, però ci saranno i suoi motivi, non lo so. A me piace molto la Sicilia, sono innamorata della Sicilia. Ora è prematuro dire perché, lo dirò in un secondo momento, però mi piace quest'isola perché è particolare, piena di contraddizioni, ma anche aperta a qualsiasi tipo di discorso, con le sue chiusure che comunque possono essere legate a un passato che io, nonostante tutto, stimo molto, a prescindere da qualsiasi cosa si dica, e quindi mi ha appassionato questo. E poi sinceramente mi ha affascinato il mondo dei tifosi dell'Acragas, perché io avevo desiderio di avere
una squadra e l'ho cercata al nord, sinceramente. Mi sono avvicinata a un paio di squadre e subito dopo mi sono allontanata perché non ho proprio visto l'amore per la squadra, non ho visto l'amore per la maglia, non c'era quella cosa come ho trovato qua. Cioè al nord più che altro sono Milan, Inter, Juve, ma lì è facile, no? È molto più semplice sostenere queste squadre. E poi credo che il sud, soprattutto la Sicilia, deve avere un riscatto sotto tutti i punti di vista. Proprio ieri, non lo sa nemmeno Giovanni, io ero in spiaggia a dedicarmi qualche ora di mare e c'erano dei ragazzini che giocavano a calcio lì, no? Cosa che da noi non si nota più. Mi sono avvicinata a un ragazzo per chiedergli se giocava a calcio, mi ha spiegato la sua storia a 15 anni con l'altro amichetto e proprio c'è proprio quella voglia di questi ragazzi di voler arrivare come tutti i giocatori in Serie A o comunque ad alti livelli. Credo che io lo vorrei fare per loro e vorrei come esempio l'Atalanta. Io credo che l'Atalanta sia l'unica squadra in Italia a preoccuparsi sì della prima squadra, ma soprattutto del bacino giovanile, cose che altre squadre non fanno, né di alti livelli né di livelli inferiori. Quindi mi piacerebbe, il mio sogno, creare una piccola Atalanta qui. Con l'aiuto di tutti quanti spero di riuscirci, mi auguro di non deludere mai nessuno. Se questa cosa si porterà avanti, l'unica cosa che vi chiedo è di amarmi nei momenti difficili e non abbandonarmi in quelli facili. Cioè, quando sei bello è tutto bello, quando arrivano i problemi o comunque le sconfitte, che bisogna stare vicino alle persone che cercano di portare avanti questa squadra. Io conosco da pochissimo altre persone che fanno parte della società, però ho visto veramente un impegno enorme, un amore enorme, fatto anche magari di sacrifici loro per portare avanti questa squadra, questo sogno, questo amore per questa passione. Quindi credo che sarà facile, tra virgolette, se tutti insieme facciamo la nostra parte senza magari giudicare. Io è vero sono del nord, ma devo dire che mi sento più nordica, sono nata là, però anch'io ho origini del sud e quindi evidentemente mi spinge anche questo ad amare in maniera particolare il sud, nonostante ci sono tutte ancora queste cose nord, sud, per me non esiste, cioè esistono le persone e esistete voi, io sono molto più vicina ai tifosi, come dicevo, non ricordo con chi parlavo oggi, che alla dirigenza, non perché non voglio la dirigenza, però che fa una squadra sono i tifosi. La dirigenza deve solamente fare in modo che i tifosi non soffrano, in poche parole. E io vorrei riuscire a fare questo con l'aiuto di Giovanni e con le persone che ho conosciuto in questa settimana qua da voi. Quella che avete appena visto è uno stralcio dell'intervista a Sonia Giordano estrapolata dalla conferenza stampa di presentazione. Potrete vedere l'integrale della conferenza stampa a fine TG. Con questo è tutto, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.